In appena una notte, sulle vetrine dei negozi sfitti di Venezia sono cresciuti dei bambù. Non sono veri, naturalmente, li ha dipinti con delle tempere a base d'acqua, cancellabili quindi con un semplice colpo di spugna, una street artist conosciuta come Freak of Nature, scherzo della natura, che ad ogni vetrina ha aggiunto anche un numero e il censimento dei negozi sfitti di Venezia. E avevo bisogno di trovare un modo per segnalare qualcosa che secondo me non funziona più, per cui in questo caso segnalo che ci sono moltissime attività vuote, sfitte, insomma senza vita. E dopodiché le problematiche sono chiaramente molto, molto più grandi, molto più gravi e nel caso di Venezia si tratta proprio anche dello spopolamento e del fatto che sia diventata una città che non è più a misura di nessuno. Davanti ai bambù della vetrina sfitta numero 116 c'è Mario Gabbiato. Anche il suo negozio di iconografie sulla storia di Venezia dovrà chiudere presto ed era aperto dal 1969. Finalmente qualcuno ha avuto la buona idea di rendere pubblico un problema che secondo me deve essere affrontato a livello politico. Difficile che nella categoria si trovi qualcuno che non sia sensibile all'argomento. Poco più avanti c'è il negozio di Stefano Barina. Penso che sia importante soprattutto in una città come Venezia, dove i negozi di vicinato stanno completamente sparendo. Sarebbe forse da ampliare e dedicarla anche agli appartamenti che pure sono sfitti, compresi quelli comunali, che il nostro sindaco dice che invece sono tutti a disposizione del pubblico. Freak of Nature non è nuova performance di questo genere, ma a contare i negozi sfitti di Venezia si è rivelata un'impresa tutt'altro che semplice. Io veramente ne ho contati 250 prima dell'azione. Sono riuscita di quei 250 a farne solamente 130, ma ne ho poi trovati almeno un altro centinaio. Per cui per quanto riguarda le mie stime stiamo parlando di 300-350 attività in pieno centro, vuote.